Oggi, 9 maggio 2014, inauguriamo la 17ª mostra del progetto Arte 52, una mostra di Giuseppe Bosic, una mostra surreale effettivamente, ma molto colta, una mostra che è legata alla rivisitazione in chiave alchemica della Divina Commedia di Dante Alighieri. Un lavoro immenso fatto da Giuseppe Bosic per ricostruire, ricercare all'interno del percorso dantesco le chiavi dell'alchimia di un'opera che effettivamente fa della simbologia fondamentalmente il suo filo conduttore. Oltre alle opere in mostra, sono 12 per ciascuna delle 3 cantiche, abbiamo anche delle sculture che ripropongono quelle che sono le tematiche dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. In particolare è bellissimo il volo di Colombe, che evoca la leggerezza del paradiso, che occupa gran parte della sala 2 di questa mostra. Io non posso che essere veramente contento perché Giuseppe Bosic ha voluto presentare in anteprima questo suo lavoro al Museo del Sagorone a Rubbia. Siamo anche affezionati a Giuseppe perché lui partecipò a quella che fu la Galleria degli Artisti Contemporanei nel 2003, presentando la mostra INRI, Igne Natura Renovatur Integra, che fu la prima mostra dopo l'incendio che distrusse il suo atelier. Quindi questo non è un ritorno, ma è un grande ritorno, perché veramente ci regala questa anteprima che si somma alle grandi mostre che stiamo ospitando quest'anno. Grazie ancora per la partecipazione, vi invito ad accorrere numerosi e a vedere soprattutto come l'artista è riuscito a reinterpretare un'opera eccezionale come la Divina Commedia di Dante Alighieri. Grazie. Uno dei possibili approcci all'artista Bosic è nel nome. Ecco, vediamo la scrittura proprio del nome. C'è un riferimento a mezzo millennio di anni prima, basta levare questo sì centrale bulimico, il riferimento a Hieronymus Bosch, scritto come Bosic senza sì in mezzo. Lui era magro, emacciato, invece Bosic non si nega alla buona cucina. Hieronymus Bosch raccontava incubi o visioni o situazioni erotiche, infarcendole di allegorie vive e pittura e sogno. Bosic non dipinge nell'accezione così convenzionale, ma scrive. La sua è una scrittura. La sua pittura accoglie l'osservante, chi guarda, per raccontare insieme a lui le storie dei propri sogni. Nel mezzo del cammin di nostra vita, ma io il mezzo l'ho già superato da un po', quindi un po' in ritardo mi sono approcciato a quest'opera troppo grande per me. Difatti mi sono sentito in piccioletta barca per affrontare questo viaggio che è molto molto impegnativo, e ho cercato inizialmente di essere un po' didascalico, poi ho cancellato tutto e ho detto no, l'approccio deve essere diverso, devo cercare di raccontare la mia emozione, la mia esperienza, il mio vissuto, prendendo dalle figure, dalle immagini, dai riferimenti danteschi, le sollecitazioni, per cui il discorso è coerente alla Divina Commedia, difatti le citazioni che io faccio sono esatte, però viste in un'ottica altra che non quella didascalica e quella puramente figurale in una illustrazione un po' pedissequa. Ecco. E allora ho voluto affrontare dei temi
che mi si sono palesati con immediatezza, ne ho trascurato tantissimi altri, tant'è vero che mi propongo di approfondire ancora questa immersione sia all'inferno che poi nel purgatorio e, se ci arriverò, in paradiso. E l'idea è quella di fare in tutto 144 dipinti, quindi 12 per 12. Siamo soltanto ai primi 3 zodiaci, quindi molto rimane da fare ancora, ma io credo che le avvisaglie si vedono da ciò che è stato fatto, ma gli approfondimenti e il proseguo forse porterà altri risultati più maturi, più, come posso dire, in consonanza maggiore con il testo e con l'aspetto sapienziale. Direi che in parallelo a Dante forse ho qualcosa in comune, con tutto il mio limite e in assoluta umiltà. Però lui è stato indicato come un templare e un fedele d'amore. Anch'io percorro queste contrade fra gli velami delle cose strane, no? E quindi ci provo a comprendere il senso di questo procedere nella parte infera e poi nel paradiso, che è l'aspetto più alto, mediato dal purgatorio, che è appunto l'aspetto di setacciatura di quello che poi deve essere sublimato. Nella sostanza tutti gli elementi ci sono. Nel fuoco diciamo infero si parla di un fuoco materiale sulla base dei 4 elementi. Nel paradiso invece il fuoco è eterico, è un aspetto quintessenziale che nasce dall'incrocio dei 4 elementi. E invece poi nel paradiso, beato chi potrà dirlo, il fuoco è sublimato proprio nell'interazione fra quella che è la luce, il calore e il suono, cioè il recupero del verbo, della parola perduta, del logos. Quindi tutto un processo di grande sviluppo che poi ognuno deve applicare a se stesso, al proprio percorso di vita, perché l'alchimia altro non è che partire dalla materia prima, che è la materia grezza, la materia sic simplicita, proprio la materia, in modo che questa materia possa essere trasformata. Nell'alchimia si parla di trasformazione del piombo, ciò che siamo, in oro, ciò che potremmo essere se il percorso viene non teorizzato ma vissuto davvero. E le basi di questa trasformazione avvengono proprio in paradiso attraverso la purificazione del sangue, la purificazione del sistema nervoso, la purificazione del sistema endocrino, la purificazione del fuoco del serpente, sino ad arrivare a un fuoco coscienziale illuminato che si può rapportare allo spirito. E quindi quando arriva lo spirito è chiaro che Virgilio, che è diciamo l'aiuto per Dante per percorrere il suo cammino, deve lasciare spazio a Beatrice, ma poi anche Beatrice dovrà mettersi da parte perché poi sarà Bernardo a guidarlo nelle ultime battute sino a rivedere le stelle. Ecco.